Eccellenze, distinte autorità, cari sacerdoti, religiose e religiose, signore e signori. Desidero anzitutto esprimere, anche a nome degli altri superiori della Segreteria di Stato, un sincero ringraziamento a Sua Eccellenza il signor Frank But, ambasciatore della Repubblica di Slovenia presso la Santa Sede, per la squisita cortesia con cui ho voluto offrire questo ricevimento in occasione della festa nazionale. In tale circostanza formulo i più vivi felicitazioni a Sua Eccellenza l'ambasciatore, ai membri della missione diplomatica e a tutta la comunità slovena qui presente. L'anno in corso riveste un significato particolare per la Slovenia, in quanto ricorrono 35 anni dalla storica elezione del 8 aprile 1990, le prime elezioni parlamentari dirette e multipartitiche della conclusione del secondo conflitto mondiale. Come ricordato il compianto Papa Francesco nel suo ultimo discorso al corpo diplomatico, le elezioni rappresentano un momento fondamentale della vita di un paese, poiché consentono a tutti i cittadini di scegliere responsabilmente i propri governanti. Da quel momento la Slovenia ha intrapreso con determinazione un percorso democratico solido, diventando membro attivo delle principali organizzazioni internazionali. È motivo di soddisfazione a tal riguardo la recente elezione della Slovenia quale membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2024-2025. Si tratta di un riconoscimento importante che le consente di contribuire in maniera ancora più incisiva alla promozione della pace, alla sicurezza e dei diritti umani nel contesto internazionale. Come ha affermato il Santo Padre Leone XIV nel suo primo discorso ai membri del corpo diplomatico, è oggi più che mai necessario ridare respiro alle diplomazie multilaterali e a quelle istituzioni internazionali che sono state volute e pensate anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla comunità internazionale. In questa occasione non si può non ricordare lo speciale legame spirituale che unisce da secoli il popolo sloveno e la sede apostolica. Fin dai primi secoli del cristianesimo, la luce del Vangelo ha irradiato la regione, lasciando segni tangibili nella storia e nella santità. Come testimoniano le figure emblematiche quali San Vittorino e San Massimiliano. A questa lunga tradizione si affianca oggi un solido rapporto bilaterale, confermato anche dalle recenti visite delle più alte autorità slovene in Vaticano. Rivolgo uno speciale ringraziamento per la partecipazione delle delegazioni ufficiali alle esequie di Papa Francesco e la Santa Messa di inaugurazione del pontificato di Papa Leone XIV. Fra i frutti più significativi di questo cammino di collaborazione si annova l'accordo su questioni giuridiche sottoscritto dalla Repubblica di Slovenia e la Santa Sede il 14 dicembre 2001. Tale intesa, la cui piena attuazione, come recita l'articolo 1, non potrà che rafforzare ulteriormente la collaborazione. Si pone a servizio della promozione della dignità della persona e del bene comune, nel pieno rispetto della legittima laicità dello Stato. Al tempo stesso è auspicabile che alcune questioni ancora aperte nel dialogo tra Chiesa e Stato possano trovare soluzioni eque e condivise. In tale prospettiva potrebbe rivelarsi proficua l'istituzione di uno strumento stabile di confronto, capace di accompagnare in modo costruttivo i futuri sviluppi delle relazioni. Con l'augurio che i rapporti cordiali
tra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia possano proseguire lungo i binari della reciproca stima e collaborazione. Invoco di cuore la benedizione del Signore su questa amata nazione e sul suo popolo. Che il Signore benedica la Slovenia.